Buonasera e benvenuti al Pala BFC per questa 13ª giornata di ritorno del campionato di Serie B femminile di pallacanestro. Questa sera qui a Conegliano Thermal Basket, fresca vincitrice di questo girone veneto del campionato di Serie B femminile. Andiamo a presentare le squadre. Appunto per il Thermal Basket, numero 4 la capitana Elisa Pilli, 6 Lucia Zoleo, 8 Anita Alessia Coccato, 9 Aurora Salmaso, 11 Chiara Gasparella, 12 Emma Cognolato, 15 Martina Meneghini, 16 Giulia Biondi, 18 Sofia Gambarin, 19 Anna Capuzzo, 20 Maria Rossi, 40 Veronica Antonello. Capo allenatore Francesca Dotto, primo assistente Rossano Tinchio, secondo assistente Cristina Baldan, preparatore fisico Mattia Beretta. E per il basket femminile Conegliano, con il numero 0 Rossana Boccalato, numero 6 la capitana Francesca Marchioni, numero 7 Sara Colombi, numero 8 Sara Iuna Giuliano, numero 9 Maya Tramontin, 10 Sara Malbascia, 12 Serena Marconi, 16 Giorgia Zanardo, 17 Giulia Tronchin, 18 Marta Maschietto, 21 Claudia Maviglia, 23 Lidia Torazza. Capo allenatore Angelo Minicleri, primo assistente Marco Finco, secondo assistente Ugo Bazzo, accompagnatore Stefano Arvedi. Arbitreranno la partita Lorenzo Zanelli di Motta Vivenza e Gabriele Pellizzari di Loia. Buona partita a tutti. Buonasera, siete collegati con il Pala BFC di Conegliano per questa 13ª giornata di ritorno del campionato di Serie B femminile. E in campo a Conegliano questa sera Thermal Abano, capolista, già vincitrice, matematicamente vincitrice di questo girone triveneto del campionato di Serie B di pallacanestro femminile, e ovviamente le ragazze del basket femminile conegliano. Dicevamo appunto Thermal Basket che ha dominato questo campionato fino adesso, ha perso una sola partita contro Reyer 2 giornate fa. Questa ovviamente è una partita di recupero della 13ª di ritorno, si sarebbe giocata il 26 aprile, ma poi come saprete sono state sospese tutte le gare per la morte di Papa Francesco, e quindi si recupera questa sera una partita che, se come dicevamo per Thermal
è una partita praticamente di allenamento in vista dei playoff, invece per Conegliano è una partita che potrebbe ancora mantenere accese le speranze delle ragazze di coach Minincleri di agguantare quel secondo posto che potrebbe voler dire playoff anche per loro. Inutile dire, appunto, squadra assolutamente dotata in ogni reparto, a partire dall'allenatrice Francesca Dotto, di cui parleremo più avanti. Questo Thermal veramente una corazzata che sembra imbattibile. Dall'altra parte sicuramente Conegliano, che cercherà in tutti i modi di portare a casa questa partita e quindi di giocarsela fino all'ultimo, fino a sabato 10, sabato prossimo, in cui ospiterà nuovamente qua al Pala BFC la squadra di Cusignacco. Allora, intanto un saluto a Federico Cais, che fino all'ultimo abbiamo sperato di avere con noi in diretta dagli Stati Uniti, dove stava lavorando in realtà, almeno per qualche intervento. Avevamo preparato qui con l'aiuto degli amici di Streaming Sport anche il collegamento, che poi alla fine però è saltato e quindi non riusciremo a collegarci probabilmente con Federico, che però ci sta seguendo come molti di voi, anche probabilmente da Abano e da Padova, quindi salutiamo anche tutti gli amici tifosi di Thermal Abano. E intanto la palla a 2, primo possesso è proprio per le padovane, in campo con Antonello, con Coccato, proprio lei a tirare e a segnare da sotto, rompere il ghiaccio per il 2-0 per le giocatrici ospiti. E dall'altra parte subito a replicare Marton, che però sbaglia da sotto, va a recuperare il rimbalzo in attacco Giuliano, e poi Amabiglia dai 3 punti. È lungo il suo tiro, ancora un rimbalzo in attacco per Conegliano, però questa volta è Boccalato che a sua volta va a provare la bomba lunghissima dai 3 punti. Quindi Abano in attacco con Elisa Pilli, si sposta sul lato per servire Meneghini da sotto per il 4-0 per Abano, che parte subito molto forte e molto decisa. Adesso ancora Amabiglia che cerca Boccalato, no, andiamo a ribaltare il lato. Giuliano, anche lei da 3 punti, anche lei sfortunata perché in questo caso la palla gira ed esce. E Pilli in transizione per il 7-0. Si alza addirittura l'urlo comunque dei tifosi padovani, che sono arrivati in ottimo numero qui a Conegliano. Sbaglia ancora Giuliano dal gomito e poi va a commettere fallo per fermare quantomeno il contropiede di Meneghini. Tra l'altro molto nutrito il pubblico qui questa sera a Conegliano, sia per quel che riguarda i tifosi di casa, oltre che per la tifoseria ospite. Moltissime le ragazze delle squadre giovanili e dei rispettivi genitori, e tra l'altro un ospite di eccezione, perché è venuto a trovarci ancora una volta coach Maurizio Buscaglia, che già aveva allenato le nostre ragazze circa un mese fa. E intanto Antonello per il 10-0 addirittura per Conegliano. Adesso è Maschietto, sbagliata da sotto, si lamenta con l'arbitro, ma farebbe bene invece a tornare in contropiede, perché è velocissima dall'altra parte Thermal per il 12-0 addirittura, con Biondi da sotto canestro, e ovviamente prontamente chiamato time out da parte della panchina di casa, perché è stato veramente un parziale che ci ha scioccato, questo delle ragazze di coach Dotto, e quindi coach Minincleri vuole parlarci sopra, quindi un time out in campo e un time out anche per noi.
Eccoci di nuovo qui collegati col Pala BFC, partenza veramente fortissima a razzo per le giocatrici ospiti del Thermal che hanno subito preso un vantaggio di 12-0 a 7:47 dalla fine della prima frazione. Adesso vediamo se il time out chiamato da coach Menin-Cleary è servito per mettere un po' a posto le cose, soprattutto credo dal punto di vista anche mentale, perché le ragazze di casa sono partite veramente molli. Adesso sarà rimessa da fondo, gestita da Giuliano. 14 secondi sull'orologio, ma ne bastano un paio per il tiro da sotto di Boccalato, ma che sbaglia ancora però. E ancora una volta velocissima in contropiede la squadra di Thermal, che va a segnare ancora con Biondi dal mezzo angolo per il 14-0. Addirittura cori da parte dei tifosi ospiti. Adesso l'azione viene interrotta da un fallo della difesa biancorossa. Ci sono 3 giocatrici addirittura sul cubo del cambio: Zanardo, Tramontin e Colombi, che danno il cambio a Marton, Maschietto e Giuliano. Vuole sicuramente più intensità coach Menin-Cleary. Zanardo ad attaccare l'area, poi non trova lo scarico, adesso riesce a servire Tramontin e Boccalato a cercare di attaccare la difesa fortissima di Meneghini, e poi un tiro allo scadere che si infrange sul tabellone, ma stavano scadendo i 14 secondi, quindi ancora un'azione in attacco per Abano, infrazione di passi da parte di Antonello. Veronica Antonello, classe 2003, già MVP qui l'anno scorso, perché vi ricordiamo che comunque c'è la possibilità di votare in chat o di comunque scriverci per votare la miglior giocatrice della gara, che verrà premiata con una bottiglia di Prosecco DOCG, con una Magnum di Prosecco DOCG dell'azienda Buzz Wine. Ancora un tentativo da 3 punti e questa volta va a segno da parte di Boccalato, che finalmente rompe il ghiaccio. 14-3 per Thermal e difesa 3 per Conegliano. Coccato con la palla, addirittura va a ribaltare sul lato debole per la quarta bomba, credo, di Thermal, che si porta sul 17-3. Adesso doppio blocco in uscita per Amabiglia, che rinuncia al tiro, no, poi se lo prende, è lungo. Ci stiamo un po' rifugiando forse nel tiro da fuori, non siamo state fortunate fino ad ora. Adesso è Pilli invece che va a insaccare ancora per il 20-3 a metà della prima frazione. Partite veramente fortissime le padovane, addirittura riesce a salvare il pallone Meneghini. Ancora un tentativo da 3 punti, questa volta da Antonello, che sbaglia, ma rimbalza in attacco per Padova. Errore da sotto di Giulia Biondi. Possiamo ripartire con Zanardo, che però si fa rubare la palla da Cognolato, che va anche a segnare da sotto. 22-3. Ora Zanardo per Boccalato, Amabiglia, Tramontin, Colombi, spalle a canestro, Boccalato va a cercare la soluzione in mezzo all'area, stoppata che da qui sembrava sinceramente pulitissima. Infatti si lamenta Alessia Coccato, però saranno 2 tiri liberi per Boccalato. Entrano nella partita anche Maria Rossi e Cognolato.
che danno il cambio proprio a Coccato. Perdonatemi, ma è un po' difficile riuscire a vedere i numeri sulle maglie delle padovane. Comunque assegno Boccalato per il 22-4 però per la squadra ospite. Gambarin pressata da Amabiglia, adesso Antonello, ancora Gambarin, poi Rossi dall'angolo, ancora una volta infrazione ai passi, quindi sarà rimessa per Conegliano. Colombi che serve Giuliano. Direi che in questi primi minuti le giocatrici ospiti ci hanno fatto capire perché hanno dominato questo campionato. Ancora un errore da fuori da parte di Boccalato, però davvero fortissima la partenza delle padovane, che adesso vanno a segnare ancora con il sesto punto per Veronica Antonello. D'altra parte replica Amabiglia, Rossi è già in attacco, ribaltano velocemente la palla, poi vuole giocare Gambarin, prova a sfruttare il pick and roll, serve ancora Antonello che a sua volta va a attaccare il lato del campo e poi il suo passaggio skip è un po' lungo, non riesce a controllare la palla Maria Rossi. Un altro cambio per coach Dotto. Entra nella partita Chiara Gasparella, anche lei molto pericolosa nel tiro da fuori. Giuliano sfrutta il blocco di Amabiglia. Facciamo fatica a prendere dei vantaggi sinceramente, perché la difesa padovana è veramente molto attenta, poi ci rifugiamo in soluzioni un po' forzate, ma merito, ripeto, anche della difesa delle biancorosse, davvero molto attenta. Adesso è Rossi ad attaccare la linea di fondo, viene stoppata, però c'è a terra Claudia Amabiglia. Non ho capito bene cosa si sia fatta, forse una distorsione della caviglia. Si chiede l'ingresso del medico in campo, speriamo non sia niente di troppo grave. Probabilmente proprio un problema alla caviglia per Claudia. A 2:49 dalla fine del primo quarto, 24-6 per Team Up Thermal Basket. Esce Amabiglia comunque camminando sulle proprie gambe, quindi è già un buon segnale. Entra nella partita Livia Torazza. C'è anche Capuzzo in campo per Padova, tiro rapido molto lungo, ma a rimbalzo in attacco Cognolato. Ancora un errore, adesso è Boccalato con la palla che va ad attaccare il ferro, poi preferisce riaprire per Giuliano. Colombi a ribaltare, Tramontin marcata da Capuzzo, potrebbe forse giocare 1 contro 1, invece è Boccalato dai 3 punti per il 9° punto per Conegliano, 24-9. Però Boccalato veramente un po' di ossigeno con questa bomba dai 3 punti. Adesso Giuliano cerca di rubare, buca un po' l'anticipo, Cognolato riapre e cerca di servire Capuzzo. Lisa Pilli aveva cercato di servire Capuzzo, ma passaggio completamente fuori misura.
rientra nella partita Maschietto, esce Colombi e intanto addirittura cori da stadio da parte della tifoseria Thermal. Tramontin pressata anche a 9 metri dal canestro. Maschietto per Torazza che potrebbe attaccare sulla linea di fondo, adesso prova ad andare a canestro, sbagliato il suo tiro da sotto. Ancora Padova in velocità, preferisce giocare Gambarin. Cognolato per Rossi che prende il tiro da 3, sbaglia, si lotta a rimbalzo, esce Giuliano che poi va a guadagnare un fallo da sotto. Saranno 2 tiri liberi per Sara Luna Giuliano e sul cubo del cambio c'è già Serena Marton. 1 minuto e 20 alla fine del primo quarto, 24-9 per Thermal, esce Tramontin e rientra Marton, 2 tiri liberi per Giuliano. Segna il primo Sara Luna. Sbaglia il secondo, si lotta a rimbalzo, Boccalato esce con la palla per Marton che poi non controlla. Ferma il contropiede Giuliano, voleva uno sfondamento ma in effetti non era perfettamente ferma. Quindi è fallo per la giocatrice di Conegliano, tra l'altro è il secondo fallo per lei. Tutti e 2 i falli Conegliano commessi da Giuliano. Gambarin gioca un pick and roll con Cognolato, torna sul blocco, Rossi dai 3 punti, è lungo il suo tiro, lottiamo a rimbalzo, l'ultima a toccare è Gasparella, quindi rimessa per Conegliano e comunque pressing a tutto campo per Padova, nonostante vantaggio di 14 punti. Adesso è Marton a attaccare il pressing di Rossi, superare la metà campo. Serve Boccalato, però c'è un fallo probabilmente su Marton, è il quarto fallo questo della formazione ospite, quindi dal prossimo si andrà in lunetta. Bonus esaurito ma mancano 45 secondi comunque alla fine del quarto. Boccalato, spalla canestro, riesce in qualche modo a recuperare la palla, poi Torazza rimbalza in attacco che serve Serena Marton dai 3 punti e 24-13, 30 secondi alla fine. Conegliano non vuole lasciare nulla di intentato nonostante, ripeto, la partenza fortissima delle padovane. Ancora zona per Conegliano, ribaltano però molto bene la palla le padovane, ma Boccalato va a stoppare, si esaurisce il tempo, scadono i 24 secondi. C'era stato un rimbalzo in attacco di Capuzzo ma appunto l'orologio dei 24 secondi ha suonato, quindi ci saranno 13 secondi e 9 per andare a un tiro per Conegliano. Giuliano a gestire la palla, tutto il blocco di Maschietto, serve proprio Maschietto che si gira bene, subisce fallo. Saranno 2 tiri liberi per Marta Maschietto. Gestito bene la palla ovviamente, e il tempo Sara Luna Giuliano, andata a servire dentro l'area Marta Maschietto che si è guadagnata 2 tiri liberi. E adesso giustamente coach Minincleri toglie Giuliano, già gravata di 2 falli. Sfortunata intanto Maschietto per questo ultimo secondo e 22 decimi. Segna il secondo Marta Maschietto, 24-14, lancio lunghissimo per Padova ma Capuzzo non riesce ad andare al tiro. Scade il tempo, la prima frazione si chiude sul 24-14 per Padova. Conegliano recupera qualche punticino nel finale, soprattutto riprende un po' in mano il ritmo
e il gioco. Adesso 2 minuti di pausa, ci risentiamo fra poco. Intanto facciamo girare un po' i nostri sponsor, che come sempre ringraziamo per l'apporto che ci danno. Eccoci di nuovo collegati qui dal Pala BFC di Conegliano. Al termine della prima frazione Team Up conduce per 24-14. Intanto salutiamo ancora Federico Kais, che è negli Stati Uniti per lavoro. Abbiamo provato a collegarci con lui, ma purtroppo siamo stati traditi dalla tecnologia all'ultimo momento. Adesso intanto un errore da fuori per Conegliano e poi un rimbalzo in attacco però da parte di Maschietto e canestro da sotto di Livia Torazza per il 24-16 all'inizio del secondo quarto. Adesso è Padova ad attaccare l'area con Giulia Biondi da sotto, che però sbaglia. Addirittura rimbalzo pilotato da Giuliano con passaggio tocco per Maschietto, che poi va a guadagnarsi un fallo da sotto. Saranno 2 tiri liberi, scusate, per Marton. Conegliano in qualche modo fa vedere di essere ancora viva nonostante la partenza veramente forte delle padovane. Marton in lunetta con 2 tiri liberi. È buono il primo per Serena. È buono anche il secondo. 24-18, meno 6. Adesso rinuncia al tiro Gasparella, che sappiamo, abbiamo detto, essere pericolosissima dai 3 punti. Ribaltamento per Rossi, viene chiusa abbastanza bene. Poi si va verso i tiri per Padova. Giulia Bondi, ben 2 rimbalzi in attacco, poi segna da sotto. Dobbiamo lavorare meglio taglia fuori in questa fase, perché avevamo difeso abbastanza bene. Quasi una palla persa per Giuliano, che non si capisce mai se lo faccia a posto per attirare le avversarie con queste finte palle perse. E poi ancora un canestro da sotto, 26-20. Siamo ancora lì sul cubo del cambio il Capitan Marchioni. Buono ribaltamento per Padova e buono anche il tiro da 3 di Gasparella, l'avevamo detto, tiratrice veramente mortifera. La ricordiamo al CUS l'anno scorso, 29-20. Però abbiamo una partita qui al Pala BFC. Ancora dai 3 punti Serena Marton, è lunga questa volta la bomba e vedete come Padova riesce ad andare molto velocemente in attacco. Adesso ancora una bomba da 3 punti, esce Maschietto con la palla. Giuliano ancora a cercare di guadagnare un fallo. Guadagna un canestro, si lamenta con l'arbitro, però buoni 2 punti. 29-22, 7:51 alla fine del secondo quarto. Preferisce giocare Meneghini. Un po' di confusione in difesa in questo momento. Si rimettono a posto le giocatrici coneglianesi. E poi Gasparella non altrettanto precisa in questo passaggio, skip un po' lungo.
Esce Livia Torazza per Capitan Marchioni. Applausi per lei. 7:38 alla fine del secondo quarto. Giuliano con la palla per Marton, consegnato per Giuliano, sempre fortissima difesa Chiara Gasparella, palla a spalle a canestro, Boccalato prova a giocarsela, è raddoppiata, adesso sì, forse c'era un contatto, adesso però con le sue leve lunghissime va a rubare, poi sbaglia l'appoggio da sotto, rischia anche il fallo. Antonello sfrutta il blocco di Coccato, ribalta per Meneghini che poi si trova un'autostrada in area, apre bene, però sul ribaltamento ancora un'imprecisione, infrazione di campo, la palla stava uscendo, giustamente Antonella è andata a recuperarla, ancora un cambio, Boccalato va a prendere fiato, rientra Amabiglia e siamo ovviamente felici di vedere che il suo infortunio non è stato così grave. Rimessa per Conegliano, Giuliano, blocco di Marchioni e poi riceve a sua volta e va subito a insaccare dai 3 punti. Capitan Marchioni per il 29-25, punticino su punticino. Conegliano cerca di recuperare quello svantaggio accumulato nei primi 6 minuti di partita, che sembrava veramente definitivo. Adesso molto bene il gioco a 2 tra Coccato e Antonello. Fischiato fallo è stato fischiato fallo a Chiara Gasparella, primo fallo. Secondo fallo per Gasparella, che viene cambiata, mentre dalla curva ospite si alzano ancora cori e coreografie davvero ben organizzate, come davvero ben organizzato era il palleggio a reste e tiro di Maschietto, che però sbaglia, prende il rimbalzo in attacco e va a servire Amabiglia per il 27-31. E adesso è coach Dotto a chiamare time out perché vuole parlarci sopra, e quindi un time out in campo e un time out anche per noi. Eccoci qua di nuovo in diretta dal Pala BFC, secondo quarto di questa 13ª giornata di ritorno del campionato di Serie B femminile di pallacanestro, basket femminile Conegliano contro la capolista, la vincitrice del girone con 3 giornate di anticipo, Team Up Thermal, che sta conducendo per il 31, sul 31-27 a 6-0-2 dalla fine della seconda frazione. Conegliano ha recuperato il gap accumulato inizialmente, cercando di alzare la difesa, soprattutto cercando di trovare delle soluzioni in attacco un po' più ponderate. Adesso situazione di 2 contro 1 per Padova, sbaglia Giulia Biondi, e quindi possesso per Conegliano che può ridurre ulteriormente lo svantaggio, ed è Giuliano ad attaccare il ferro, ben chiusa però dalla difesa padovana. Adesso è Coccato invece che va ad attaccare, a chiedere l'aiuto dell'amico Tabellone e di insaccare il suo
Quarto punto. Maschietto per Giuliano, non carica neanche il tiro, lo appoggia direttamente da sopra la testa dove aveva ricevuto, dentro la retina. Giulia Biondi a giocare, va a bloccare, poi ribaltamento veloce per Padova, ancora Antonello, va a seguire ancora Biondi che sbaglia da sotto. Maschietto con la palla, Marton può attaccare in campo aperto, la sua specialità, si prende un arresto e tiro dalla media, è lungo il tiro, forse c'era anche un contatto, si scusa con le compagne, non era una brutta soluzione, forse non c'era nessun rimbalzo, ma insomma è uno dei suoi tiri, diciamolo. Un po' dubbio l'arresto di Antonello, sbagliato il tiro, poi è buono il tagliafuori di Amabiglia che però non riesce poi a controllare il pallone. È lei l'ultima a toccare, dice l'arbitro, lei si lamenta, anche da qui sembrava fosse stata lei l'ultima, sinceramente, quindi ci sta la rimessa per Padova dal fondo. Coccato, il suo tiro mancino è lungo, Marton preferisce giocare per Giuliano, invece preferisce prendere un tiro da tre, forse un po' affrettato, e Padova in contropiede, però ci grazia perché è impreciso il passaggio, boccalato sul cubo del cambio. Va a dare un po' di respiro a Giuliano. (4:11) alla fine del secondo quarto, 33-29 per Team Up qui al Pala BFC, lo ricordiamo, mentre le padovane sono già vincitrici di questa prima fase, già qualificate per i playoff dove incontreranno la seconda qualificata del girone campano, quindi una delle due squadre tra Catanzaro e Potenza. Invece Conegliano ha ancora una piccolissima possibilità di arrivare seconda, dovrebbe vincere entrambe le partite, questa è quella di sabato, e sperare in una sconfitta di Marghera contro Reyer. Però insomma a quanto pare le coneglianesi hanno voglia di provarci, forse un contatto su Boccalato, peraltro non si lamenta neanche lei, quindi contatto forse l'abbiamo visto solo noi da qui. Circola bene la palla Padova, poi è Pelli a scaricare, ottimo ribaltamento per la solita Antonello, che è davvero difficilmente marcabile perché è pericolosa nel tiro da fuori, è molto forte in 1 contro 1, quindi è molto difficile prendere le misure. Tra l'altro giocatrice anche abbastanza alta, sarà probabilmente sul 1,80 m, dal tiro molto preciso, infatti insacca anche il tiro libero, sono già 10 sui punti. 35-29, consegnato tra Boccalato e Amabiglia, ancora Boccalato che può attaccare la linea di fondo e poi va a segnare da sotto, sfrutta molto bene l'isolamento sul quarto di campo, si aiuta con una finta inizialmente Rossana, adesso poi un contatto molto duro tra Martone e Coccato, ancora da 3 padovane con Meneghini che sbaglia, poi sotto canestro si lotta a rimbalzo, Coccato cade a terra, infatti c'è un intervento dell'arbitro Zanelli che ferma il gioco, è il primo fallo per Marton, tanto esce Capitan Marchioni che ha avuto un ottimo impatto questa partita ed entra nella gara anche Giulia Tronchin con il numero 17.
rimessa per Cognolato che va a servire Coccato, marcata da Amabiglia che riesce anche a sporcare palleggio, però poi è Cognolato dal mezzo angolo a sbagliare. Boccalato onnipresente a rimbalzo, poi gestisce anche il contropiede, prende anche il tiro dalla media, segna anche il tiro dalla media. Si è messa in proprio Rossana in questa azione e ha avuto ragione. 33-36, meno 3 Conegliano a 2-23. Però Padova dai 3 punti, è lungo il tiro, si lotta a rimbalzo, Cognolato riesce a sporcare e poi è Rossi ad attaccare il ferro, sbaglia anche lei. Si lotta a rimbalzo, l'ultimo a toccare una padovana. E abbiamo ancora un time out in campo, questa volta è coach Minincleri che vuole parlarci sopra. Time out in campo e time out anche per noi. Torniamo in diretta qui al Pala BFC, 2 minuti e 12 alla fine del secondo quarto, 36-33 per Team Up Thermal. Intanto salutiamo alcuni amici che ci seguono da casa o dalla postazione lavorativa come Federico Cais, ma anche Valerio Gasparini, anche Annalisa Mabiglia, anche Gianni Boccalato che in realtà abbiamo visto qui in palestra ma ci sta salutando lo stesso in chat, e salutiamo anche Andrea che dice non sente l'organetto, ma abbiamo Double T oggi qui in console che ha optato invece per degli intervalli musicali, ma ci ha promesso che nel secondo quarto probabilmente ci sarà anche l'organetto. Intanto ancora rimessa in attacco con 8 secondi da giocare sull'orologio dei 24 per Padova che fa fatica a mettere la palla in campo, poi è Antonello che riceve 5 secondi, Coccato, ribaltamento, è lungo il tiro, però si lotta a rimbalzo, ancora un possesso per Padova. Purtroppo dobbiamo sistemare un po' questo problema dei rimbalzi di attacco, rimbalzi di attacco delle avversarie, quindi del nostro tagliafuori, dei nostri rimbalzi in difesa. Non possiamo concedere a una squadra pericolosa e così precisa nel tiro come Thermal, non possiamo concedere secondi o terzi tiri. Parlavamo di precisione al tiro e Claudia Amabiglia la mette da 3 punti per il 36-36 a 1 minuto dalla fine. E subito abbiamo Alessia Coccato che non vuole saperne, segna subendo anche fallo, sarà anche un tiro libero per lei, tra l'altro mancina, andata a segnare da sotto di mano destra. Adesso un cambio per coach Minincleri, esce Marton, rientra nella partita Giorgia Zanardo per questi ultimi 57 secondi e 4 nella seconda frazione. Tiro libero per Alessia Coccato, giovanili prima ad Abano, poi con le Lupe di San Martino di Lupari e poi comunque Serie 2 a Marghera e ad Abano, quindi giocatrice grossa esperienza nonostante i 23 anni. Segna anche il tiro libero supplementare. Attacco 1, Boccalato in posizione di playmaker, sfrutta il blocco, anzi non sfrutta il blocco di Maschietto, poi va a servire un assist per Tronchin che però non concretizza. Saranno 13 secondi per andare al tiro, rimessa ancora per Conegliano.
Boccalato sotto le gambe, vuole attaccare Coccato in 1 contro 1, chiama blocco, poi forza un tiro da fuori. Secondo me l'ultima a toccare poteva essere anche stata Coccato, anche in questo caso nessuno si lamenta, quindi evidentemente non è così. Cambio per Boccalato, rientra nella partita Sara Colombi per questi ultimi 32 secondi e 8 nel primo tempo. Superano il raddoppio difensivo le padovane. Coccato per Meneghini, tutto il blocco proprio di Coccato, si cambia in difesa, ancora Meneghini, 1 secondo alla fine, forse scade il tempo, probabilmente era scaduto anche il tempo. Coccato rinuncia al tiro, poi chiusa molto bene da Tronchi. Forse il fallo è di Zanardo, però, che è intervenuta lateralmente. 2 secondi e 1. No, il fallo è proprio di fischiato a Tronchin. E time out in campo per questi ultimi 2 secondi e 1, ma restiamo pure in diretta. Allora, durante la pausa ci sarà anche la consueta intervista. Di solito c'è l'intervista allo sponsor. Lo sponsor di oggi è Dolce Capriccio, catena, oserei dire, di gelateria coneglianesi. Avremo in realtà Alice Dal Pos, che poi vi spiegheremo perché sarà qui a parlarci sia di Dolce Capriccio, ma anche della sua esperienza come atleta, come giocatrice di pallacanestro, proprio qui al BFC. Tanto vi ricordiamo che è possibile votare per la miglior giocatrice della partita, che sarà premiata con una bottiglia, una Magnum di Prosecco DOCG dell'azienda Buzz Wine, sponsor dell'iniziativa. Veronica Antonello, premiata l'anno scorso per Gattamelata, come si chiamava l'anno scorso la formazione padovana. Veronica Antonello, tra l'altro, stasera con i suoi 11 punti probabilmente vorrebbe portarsi nuovamente a casa la bottiglia di Prosecco Buzz Wine. Si vede che è piaciuto. Si riprende a giocare, rimessa per Padova, che non mette la palla in campo, però Colombi va a commettere fallo su Giulia Biondi. Conegliano in bonus, quindi 2 tiri liberi concessi, in questo caso in maniera un po' ingenua, purtroppo. Sbaglia il primo Giulia Biondi. Da sempre cresciuta proprio ad Abano, la giocatrice classe 2003, tra l'altro anche la mamma ex giocatrice di basket, quindi figlia d'arte. Si discute al tavolo soprattutto sul tempo, in effetti, perché però gli arbitri dicono sì, non c'è stato fallo praticamente al momento della ricezione, quindi non è passato tempo. Sono 2 secondi e 1 decimo da giocare ancora. Ci sarà il secondo libero per Giulia Biondi. Sbaglia anche secondo, si lotta a rimbalzo, Maschietto con la palla che va a subire fallo da Coccato, però è solo questo il quarto fallo per le padovane, quindi c'è ancora una rimessa da fondo. Ci sono 9 decimi sul cronometro. Sono 9 decimi per Conegliano per andare a un tiro. Non sarà neanche un'Ave Maria, mai una gioia, come si dice. Comunque molto bene, perché Conegliano alla fine del primo tempo
è riuscita a recuperare quasi tutto lo svantaggio. 39-36 per Team Up. Adesso una breve pausa e poi ci rivediamo appunto per l'intervista a metà campo con Alice Del Pos. Allora, eccoci qui con il consueto appuntamento con lo sponsor. Ovviamente di solito c'è Federico Kais, che salutiamo sempre e che è molto più bravo di me a fare le interviste, però in compenso questa sera abbiamo qui Alice Del Pos, che in qualche modo è legata allo sponsor Dolce Capriccio e ci spiegherà perché. Esatto, allora Dolce Capriccio è portato avanti da mio cugino, che con l'aiuto di mio papà ancora parecchi anni fa ha aperto una gelateria, e grazie all'ingegno di mio papà, che l'ha aiutato dal punto di vista della società a far nascere questa società, ormai ad oggi sono riusciti ad aprire più punti vendita, a partire dal primissimo a San Vendemiano, per poi spostarsi a Colle Umberto, Conegliano, e ultimissima abbiamo anche la gelateria di Vittorio Veneto. Di sicuro mio cugino ci tiene tantissimo al lavoro che fa e punta sempre su prodotti di primissima qualità e se possibile anche a chilometro zero, perché dice che alla base di tutto c'è la qualità del prodotto, e infatti lui porta avanti ogni giorno questo obiettivo, insomma, e per fortuna è riuscito anche a crescere grazie a tutto questo. Quindi prodotti di qualità, e in questo caso anche sposa il progetto BFC, a sua volta un progetto, ci sentiamo di dire, di qualità. Ricordavamo, tutto nasce dall'iniziativa di quel vulcano che risponde al nome di Fabio Del Pos, che a sua volta è uno dei pilastri di questa società, è uno dei consiglieri che, oltre a gestire appunto la vostra attività di famiglia con ristorante Bar da John, a sua volta sponsor BFC, si diletta anche in iniziative come aprire delle gelaterie o comunque contribuire ad aprire delle gelaterie. Quindi noi ringraziamo ovviamente lo sponsor che ci supporta, Dolce Capriccio, e adesso volevo farti una domanda anche invece un po' più personale, perché ricordiamo che tu sei cresciuta all'interno di BFC, quindi giocatrice di pallacanestro fin da piccola, ha fatto tutte le giovanili qua e hai giocato fino all'anno scorso, quando poi impegni di studio ti hanno portato altrove. Allora la mia domanda è come è stata la tua esperienza come giocatrice di basket e giocatrice di basket all'interno di una società come BFC, e se è stata un'esperienza positiva, cosa ti sei portata di buono anche fuori dal campo, in quello che poi è la tua vita di tutti i giorni, lo studio e il lavoro. Beh, allora di sicuro ho iniziato a giocare quando ero piccolina e di sicuro rinizierei in questa società assolutamente, perché è una società che ti segue, che ti sta a fianco e che ti aiuta a crescere. Però direi che la maggior parte del lavoro lo fanno sempre le compagne di squadra, perché tutt'oggi che non gioco più ormai, però non si sa mai in un futuro, direi che le compagne me le porterò sempre dietro. Infatti se sono qui oggi è per sostenere loro e per fare il tifo per loro.
Infatti, beh, il basket è bellissimo, lo rifarei altri 1000 anni se potessi, però appunto vari impegni mi hanno portato a smettere l'anno scorso. Però insomma dai, in un futuro mai dire mai. Sono sempre qui io, in zona sono sempre qui. Allora, ovviamente noi ti aspettiamo ancora a giocare, perché tra l'altro sei dotata, diciamolo, di un tiro di una certa precisione, e poi perché ci fa sempre piacere averti qua sulle tribune, perché sei sempre presente alle partite, ma ovviamente anche in campo e un domani, come già ti abbiamo chiesto, anche in società, perché ci fa sempre piacere poter avere delle ex giocatrici che portano la loro esperienza, che come ci hai ricordato è stata assolutamente positiva e che per noi è sempre un patrimonio che non dobbiamo disperdere. Noi ti ringraziamo, Alice, e ringraziamo ancora una volta lo sponsor Dolce Capriccio e diamo appuntamento al secondo tempo di questa partita. Ed eccoci di nuovo in diretta qui dal Pala BFC. 36 basket femminile Conegliano, 39 Thermal Team Up.
partita riaperta nel secondo quarto dopo una partenza veramente bruciante da parte delle ragazze di coach Dotto. Riaperta, dicevamo, nel secondo quarto, alzando la difesa, facendo un po' più attenzione alle tiratrici ospiti e poi cercando di attaccare anche la loro area. Abbiamo 11 punti per Boccalato, che dopo una partenza un po' incerta si è sbloccata, ma anche 7 punti per Serena Marton e anche 7 punti per Claudia Amabiglia. Dall'altra parte abbiamo una scatenata Veronica Antonello, 11 punti per lei, e poi buona anche la prestazione di Giulia Biondi con 8 punti e di Coccato con 7 punti. Adesso le squadre stanno schierando. Prima rimessa per Thermal. Abbiamo Antonello che va a attaccare Maschietto. Blocco di Biondi. Ancora Antonello che serve Coccato in area. Si gira, Mancina, sbaglia. Si lotta a rimbalzo. E Boccalato a recuperare il pallone. Amabiglia. Serve Giuliano, a uomo la difesa padovana. Boccalato con la palla, può attaccare ma ribalta invece il lato, si prova il backdoor per Giuliano ma non ci stava, probabilmente la difesa aveva recuperato bene, non ci stava il passaggio. Meneghini per Coccato, Gasparella, ancora Veronica Antonello, stoppata da Boccalato. Ecco, da qui sembrava pulita ad esempio, però ovviamente, come ripetiamo sempre, gli arbitri sono molto più vicini. Quindi saranno 2 tiri liberi per Veronica Antonello, che potrà andare a incrementare ancora il suo tabellino. Sbaglia il primo. Attività gufatoria comunque non si interrompe, nonostante il mio fido compare Federico Caes mi abbia lasciato da solo qui in console. 36-40, ha segnato il secondo Veronica Antonello, però abbiamo Marta Maschietto che prova a usare il piede perno, poi non tira Boccalato, sbaglia da sotto ed è velocissima Meneghini, poi però preferisce riaprire il gioco per Antonello, marcata da Amabiglia. Blocco di Biondi, va dentro, addirittura passaggio alla Steve Nash di Antonello. 42-36, partita forte Padova anche in questo secondo tempo. Maschietto con la palla, può andare a appoggiare, sbaglia, si lotta a rimbalzo ma è da sola Marta Maschietto. È Coccato a uscire col pallone, poi supera anche la metà campo. Antonello chiama Biondi per un blocco, poi si libera in maniera un po' dubbia, va però purtroppo a commettere il suo terzo fallo Giuliano, che si lamenta del fatto che Antonello aveva aperto in maniera anche abbastanza visibile il braccio per liberarsi. Sara Malbascia sul cubo del cambio per Marta Maschietto. Anche coach Binincleri mima il movimento che aveva fatto effettivamente Antonello con il gomito. Segna il primo Antonello, segnerà anche il secondo e infatti è così. È 44-36. 5-0 di parziale per Padova all'inizio di questo terzo quarto. Amabiglia con la palla per Giuliano che prende il tiro da 3, lo sbaglia. Dobbiamo continuare a giocare assieme. Coccato ribalta bene
nell'angolo per il canestro di Gasparella per l'8-0. Gasparella veramente mortifera dai 3 punti e coach Minincleri vuole subito ripararci sopra. Time out in campo e time out anche per noi. Riprendiamo la diretta da qui dal Pala BFC, di nuovo Padova sopra di 11, 47-36, partita molto forte nel terzo quarto, 2 minuti e mezzo, un parziale di 8-0 praticamente. E adesso fallo di Gasparella, è il suo terzo fallo, attenzione. Infatti pronta subito sul cubo del cambio la sostituta per lei. Entra nella partita Elisa Pilli, capitano. Ed è Giuliano con la palla a sfruttare il blocco di Malbascia. Serve Boccalato. Malbascia in punta per Giuliano. Blocco è buonissimo. Il pick and roll, poi Malbascia non controlla la palla, ma subisce fallo Marton, che aveva in qualche modo recuperato il controllo del pallone, e saranno addirittura 2 tiri liberi per Serena Marton, sempre molto utili, molto efficaci queste sue azioni che vanno a recuperare dei palloni, come si dice, dalla spazzatura, perché questo era praticamente un pallone perso, invece lei lo ha trasformato in 2 punti molto importanti, perché vanno a sbloccare un po' il punteggio del secondo quarto. Conegliano non aveva ancora segnato, adesso 47-38, ancora zona per Conegliano, ancora un tiro da fuori per Padova, fa uscire la palla Boccalato, rimessa da fondo per le blu fucsia del BFC, o meglio bianco-blu fucsia. Boccalato dai 3 punti, non è preciso il suo tiro e intanto zoppica Giuliano tornando in difesa. Pilli riapre per Coccato che finta il tiro, poi attacca al lato destro. Giulia Biondi dal cuore dell'area, ancora più 11 Padova, dobbiamo ricominciare a giocare assieme. Boccalato, attacco testa, sfrutta il blocco di Malbascia, poi non controlla bene la palla. Giuliano a subire fallo, una delle sue specialità. Martina Meneghini, secondo fallo per lei, anche lei esce. Entra nella partita Sofia Gambarin. Giuliano per Malbascia, riapre per Amabiglia, che in qualche modo la mette da 3 punti. Non si è neanche capito bene se il passaggio fosse davvero per Amabiglia o se ci sia stata una deviazione, tant'è. Sono 3 punti per Conegliano, che torna sotto di 8 punti a metà circa della terza frazione di gioco. Cerca di replicare Padova da 3 punti, ma è un errore. Rinuncia ad attaccare Marton, riapre per Giuliano, che invece va ad attaccare l'area. Fuori equilibrio, sbaglia ancora Giuliano. Subito velocissima Padova in attacco, partenza al limite, addirittura fallo antisportivo.
2 tiri liberi. Secondo fallo di Amabiglia. Addirittura canestro valido. Tiro libero. Possesso per Padova. Dal tavolo fanno segno che si può giocare. Tiro libero per Antonello. 17 punti per lei a metà del terzo quarto. E adesso rimessa per Elisa Pilli. Conegliano torna a meno 11 e Padova ha la possibilità di incrementare ancora il vantaggio, ma Boccalato va a recuperare il pallone. Malbascià riapre per Amabiglia che spara da 3. Un errore, ma ancora una volta Serena Marton a lavorare forte dentro l'area per un altro rimbalzo in attacco. Va a subire fallo Serena. È il primo fallo di Cognolato. Soprattutto sarà ancora un possesso per Conegliano. Giuliano per Amabiglia. Sporcato il passaggio da parte di Veronica Antonello, poi recuperata la palla la difesa padovana. Finta il tiro Antonello, poi dal cuore dell'area sbaglia Malbascià, rimbalzo. Lancio lungo di Giuliano. Preferisce giocare Amabiglia. Sul cubo del cambio Capuzzo. Giuliano con la palla ad attaccare il ferro, appoggiare mano sinistra al tabellone per il meno 9. Settimo punto per Sara Luna Giuliano. Dobbiamo sistemare un po' la difesa adesso. Purtroppo le tiratrici padovane sono implacabili stasera. Ancora Antonello, 20 punti per lei. Adesso è Boccalato a guadagnarsi un fallo. È il secondo fallo per Cognolato. Sul cubo del cambio Capitan Marchioni. Esce Malbascià, rientra nella partita Capitan Marchioni e 2 tiri liberi per Boccalato. Segna il primo Rossana. 12° punto per lei. Ancora alcune discussioni al tavolo. Tanto già 7 canestri da 3 segnati dalle padovane. Questo punto della gara è stata veramente precisa dall'arco. Si discute ancora al tavolo. Coach Dotto vuole capire cosa è successo. Dicevamo Francesca Dotto, 4 scudetti, 3 Coppa Italia, 4 Supercoppe Italiane, 314 presenze in Serie A e 95 presenze in nazionale. Quindi un monumento del pallacanestro femminile conegliano. Pressing a tutto campo per Conegliano e palla recuperata. Marton con la palla per Boccalato. Attenzione agli aiuti difensivi, addirittura in gancio, Boccalato va a sbagliare. È stata raddoppiata molto bene sotto canestro. Pilli con la palla, instancabile il tifo dei simpatici tifosi padovani. Capuzzo da sotto canestro.
sfrutta tutto il suo fisico per andare a appoggiare da sotto. Dall'altra parte Marton che serve Boccalato, poi un contatto forse non fischiato, un errore da sotto e adesso ancora Capuzzo ad appoggiare ma sbaglia. Capitan Marchioni con la palla che poi va a subire fallo dopo aver colpito la giocatrice padovana Elisa Pilli. Tiene il naso in maniera, speriamo non grave, si lamenta Elisa Pilli. Sul cubo del cambio Maschietto e Torazza che danno il cambio a Boccalato e a Marton. 3 minuti e 03 alla fine del terzo quarto, 57-45. Vi ricordiamo di votare per la miglior giocatrice della partita che verrà premiata al termine della gara con una bottiglia di Prosecco DOCG dell'azienda Buzz Wine. Sono 2 tiri liberi per Capitan Marchioni perché la squadra avversaria ha già esaurito il bonus. Tanto dagli altri campi abbiamo Junior San Marco che sta vincendo 59-38 in casa delle Lupe di San Martino di Lupari. E adesso si può effettuare il cambio. Marchioni Lunetta. È buono il primo per Marchioni. È il quarto punto per lei. È lungo il secondo. Si lotta a rimbalzo, c'è un'invasione, ci sarà ancora un tiro libero. E segna il terzo tiro libero Marchioni per il 57-47 per Thermal, 3 minuti alla fine della terza frazione. Adesso ancora Capuzzo, non controlla il pallone, ma poi è Maria Rossi a segnare da sotto. Giuliano, sarà l'uscita di Amabiglia che però viene marcata in maniera molto aggressiva da Pilli. Chiama un blocco Amabiglia e Torazza a bloccare. Maschietto poi ad attaccare, è un po' dubbia il suo arresto. Amabiglia da casa sua insacca, stava scadendo il tempo e ci mette una pezza Claudia Amabiglia. Poi Torazza va a commettere fallo, si lamenta il pubblico di casa. Sarà una rimessa perché non è ancora esaurito il bonus che si esaurisce adesso, se non sbagliamo per... sì, esatto. Capitan Marchioni va a recuperare il rimbalzo e poi a subire fallo da Capuzzo. E a questo punto sia la panchina coneglianese che tutto il pubblico chiede l'antisportivo. Stanno consultando tra loro i 2 arbitri, vediamo cosa decideranno. Un po' spezzettata la partita in questa fase. Non è antisportivo, saranno 2 tiri liberi per Marchioni. Si lamenta il pubblico di casa ovviamente. Tanto sul cubo del cambio Giulia Biondi per Anna Capuzzo.
Marchioni con 2 tiri liberi, si può ricominciare a giocare. Segna il primo Capitan Marchioni, 51-59. Sbaglia il secondo, si lotta a rimbalzo. Restano 7 i punti a referto per Marchioni. Adesso ribaltamento molto rapido per Padova, poi completamente libera. Tiratrice padovana che sbaglia, si lotta a rimbalzo. Torazza riesce in qualche modo a buttare la palla verso Giuliano, poi Marchioni per Amabiglia che rinuncia al tiro. No, una specie di step back. Sbaglia, gira ed esce la palla. Poteva essere il canestro del -6. Adesso Rossi ancora libera. Pilli finta il tiro, poi parte in 1 contro 1 contro Amabiglia. Nonostante l'ottima difesa di Amabiglia, riesce a segnare appoggiando al tabellone. Molto brava anche Maria Rossi, giocatrice di soli 21 anni. 4.7 punti per gara per lei quest'anno. Rimessa ancora per Conegliano, esce a prendere fiato Sara Luna Giuliano. Marton non controlla la palla, che invece è controllata da Meneghini. Muove la palla su Rossi, poi Cognolato. Blocco per lei, prova a attaccare Amabiglia, scusate, e Meneghini in questo caso. Poi un errore da fuori, Amabiglia con la palla. Marton non riesce a controllare. Recupera Salmaso. 2 basso per Padova. Giulia Biondi sfrutta il blocco, completamente libera Meneghini che segna addirittura con l'aiuto del ferro dai 3 punti. 64-51, però era completamente libera, sicuramente fortunata, ma poi Marton ad attaccare l'area e a servire Capitan Marchioni per il canestro dai 3 punti che riporta Conegliano a -10 a 10 secondi dalla fine del terzo quarto. Seconda bomba per Capitan Marchioni. Pilli sul close out, va a attaccare l'area, poi Amabiglia va addirittura a stoppare, si lotta a rimbalzo con le gambette, questo pallone che si arrampica sul ferro e entra nel canestro per il 54-66 per Team Up alla fine del terzo quarto. E noi in quest'ultima pausa facciamo passare ancora i nostri sponsor che ci sostengono, ci aiutano, ci danno la possibilità di svolgere tutta l'attività sia per quel che riguarda la prima squadra ma anche per il settore giovanile, quindi non possiamo che ringraziare.
torniamo di nuovo in campo qui a Conegliano. Ultima frazione dei giochi, ultimi 10 minuti di questo recupero della 13ª giornata del campionato di Serie B femminile di pallacanestro. La capolista Thermal Team Up conduce per 66-54 sulle ragazze di casa. Conegliano cerca comunque di restare aggrappata in qualche modo alla partita, ma le padovane ci stanno facendo davvero vedere perché hanno vinto questo campionato quest'anno, perché l'hanno vinto e anche con 4 giornate di anticipo. E adesso ancora qualche secondo, si ricomincia, ultimi 10 minuti per Conegliano per poter ricucire questo svantaggio di 12 punti. Adesso un bellissimo passaggio backdoor di Maschietto per Zanardo, che però viene stoppata sotto canestro. Velocissima Padova in attacco, ottimo ribaltamento, poi è Rossi stoppata da Boccalato, Biondi a recuperare il ribalzo in attacco. Sempre ottima la circolazione di palla delle ragazze di coach Dotto. Errore al tiro però, e Marton a recuperare rimbalzo difensivo e a superare la metà campo. Attacco testa, sfrutta il blocco di Boccalato. Boccalato finta il tiro da 3, poi attacca il ferro e va a fare un po' l'Alberto Tomba con i difensori avversari e appoggiare da sotto. Adesso ancora Biondi, marcata da Zanardo, però l'arbitro Pellizzari dice che l'intervento di Zanardo è falloso. Velocissima anche ad andare sul cubo del cambio Giuliano per dare il cambio proprio a Zanardo. Ancora zona per Conegliano. Meneghini con la palla. Salmaso, Meneghini finta il tiro da 3, poi va a attaccare l'area. Riusciamo in qualche modo a recuperare il rimbalzo difensivo e a superare la metà campo con Boccalato Giuliano. Capitan Marchioni dal mezzo angolo rinuncia, Boccalato esce dai 3 punti, vuole prendersi il tiro, è lungo ma Maschietto prova a recuperare la palla, no, esce, l'ultima a toccare è proprio lei. Cambio per coach Dotto, escono Rossi e forse Salmaso, rientra una partita Coccato e rientrano nella partita Coccato e Antonello. Fallo tecnico, scusate, antisportivo su Gasparella, 2 tiri liberi per la precisissima tiratrice padovana, che nulla può fare contro le nostre virtù iettatorie. So Fede Kais che sei orgoglioso di me in questo momento nel tuo ufficio in West Virginia. Quindi il punteggio resta sul 66-56, 8-28 dalla fine, però ancora Padova ovviamente in possesso della palla, non viene servita Giulia Biondi che aveva tagliato molto bene. Coccato viene chiusa invece altrettanto bene dal raddoppio difensivo. Poi però Giuliano non in grandissima serata stasera, purtroppo Sara Luna perde questa palla. Adesso prova a lavorare contro Coccato, spalle a canestro, che si muove bene ma chiude molto bene Boccalato. Dopodiché mette le mani sulla palla Maschietto e costringe a un'infrazione di passi proprio Coccato. E c'è un time out anche in campo, time out per coach Minincleri e time out anche per noi.
Ed eccoci qua di nuovo in campo. Purtroppo Double T non ci vuole dare la soddisfazione dell'organetto, però dobbiamo dire che il Pala BFC questa sera è davvero stracolmo. Tra l'altro è un mercoledì sera, quindi non ci aspettavamo una partecipazione di questo tipo, soprattutto da parte del pubblico di casa, ma anche dal pubblico ospite, che continua a incitare la propria squadra con cori e canti davvero ben organizzati. 66-56, 7:45 alla fine della gara. Amabiglia da lontanissimo scheggia solo il ferro, purtroppo. Sarà rimessa da fondo per Padova. Non è neanche facile attaccare l'area di una difesa ben organizzata come quella padovana. Coccato, spallacanestro per Biondi, che appoggia ma sbaglia, prende il proprio rimbalzo. No, Maschietto recupera il rimbalzo. Qui probabilmente c'era un fallo su Maschietto da dietro da parte di Giulia Biondi, che non è stato fischiato. Boccalato taglia, poi c'è Giuliano che subisce un contatto, poi allarga pericolosamente il gomito. Fortunatamente è stato fischiato fallo prima, anche perché sarebbe stato il quarto fallo di Giuliano. Cambio per Padova, esce Martina Meneghini, che ricordiamo a Belvedere Trento in Serie B. E rientra nella partita Sofia Gambarin, che va subito a mettere pressione su Giuliano. Boccalato incrocia, poi prende il tiro, è cortissimo. Forse dovremmo provare a giocare un po' di più la palla, cosa ovviamente non semplice da fare in campo. Adesso Coccato parte sul lato destro e viene fischiato un fallo su Boccalato. Secondo fallo per Rossana Boccalato, terzo fallo per Conegliano in questo quarto. Rimessa quindi per Padova. Gambarin non riceve Antonello, sfrutta il blocco, ancora Boccalato a cacciare la palla, poi Amabiglia a mettere grande pressione, ma Antonello si smarca davvero bene, poi serve un cioccolatino per Biondi che sbaglia da sotto incredibilmente. Amabiglia prova ad attaccare, Capitan Marchioni che serve, Maschietto molto bene, e questa è la pallacanestro che dobbiamo giocare. Davvero una bella azione a tre tra Amabiglia, Marchioni e Maschietto per il 58-66. Conegliano è ancora qui, Conegliano non è ancora morta, ci vuole parlare sopra coach Dotto. Time out in campo e time out anche per noi. Ultimi 6 minuti e 32 secondi di questa partita, che comunque resta una partita aperta. Team Up sta conducendo 66-58 su BFC, ma Conegliano non vuole comunque mollare di un centimetro. Pressione a tutto il campo adesso sulla rimessa per le ragazze di coach Minincleri. Provano a recuperare questo pallone, Padova supera la metà campo, sporca il passaggio Giuliano, palla ancora per Padova con Antonello, bravissima, costretta al fallo Maschietto, ma Antonella
Antonello si era liberata davvero bene in 1 contro 1, era arrivata nel cuore dell'area come un coltello caldo nel buio. Sto autocitando, essendo qua da solo in console. E quindi 2 tiri liberi per Veronica Antonello. Cambio per Coccato che va a prendere fiato, rientra nella partita Cognolato. Corto il primo tiro di Antonello, difficilmente sbaglierà il secondo. Ricordiamo, precisissima, già 20 punti per lei, e sbaglia anche il secondo. Non ce ne vorranno, tifosi padovani. C'è questa gag di guffare i tiri liberi delle avversarie. Buono ribaltamento per Capitan Marchioni, che sbaglia dai 3 punti, ma preziosissimo ancora una volta Maschietto a recuperare il rimbalzo in attacco. Poi Giuliano da 3 sbaglia, lotta ancora una volta Maschietto, che sta facendo veramente un lavoro incredibile lì dentro l'area a recuperare rimbalzi in attacco. Ancora Marchioni dai 3 punti, sbaglia, si lotta, ha cercato di buttare la palla addosso all'avversaria, ma non c'è stato verso. Rientra in campo Sara K, o meglio Sara Colombi. Rientra in campo anche Maya Tramontin per Capitan Marchioni. Ancora organizzatissimo il tifo ospite, correttissimo e organizzatissimo, quindi complimenti ancora una volta agli amici padovani. Poi un fallo in attacco da parte di Cognolato, evidenziato molto bene da Giuliano peraltro. 5 minuti e 25, 66-58. Sicuramente Padova in controllo di questa partita, ma partita che resta comunque aperta. Adesso coach Minincleri entra addirittura a asciugare il campo. Non vediamo come di consueto le nostre ragazze del settore giovanile, le ragazze Sara Klein, ad asciugare. Giuliano con la palla, supera la metà campo, serve Boccalato. Buono il passaggio per Amabiglia, che segna con il fallo. Passaggio davvero millimetrico di Rossana Boccalato. Bravissima Amabiglia a riuscire a controllare il pallone, perché non è facile. È riuscita a ricevere e anche a subire con il contatto. Sarà anche un tiro libero per Claudia. Sono 16 i suoi punti, sono 61 i punti di Conegliano, sono 66 i punti di Padova e mancano 5 minuti alla fine. E recupera Tramontini, che serve Giuliano, poi K, poi Boccalato, finta il tiro, rinuncia, poi si prende il tiro, sbaglia. Peccato, sarebbe stato il canestro del -4, ma Conegliano è ancora lì. Adesso Pilli, Cognolato, Gambarin, Pilli gioca a 2 con Cognolato, Gambarin prende contatto con K, ma è buona la difesa di Colombi. Palla recuperata da Conegliano, adesso si alza l'urlo della curva coneglianese. Conegliano e il suo pubblico, già sesto uomo in campo scorsa settimana a Mestre contro Union San Marco. Adesso una vera bolgia il Pala BFC. Giuliano può attaccare l'area, mano sinistra, appoggia e segna Sara Luna. 63-66, 4 minuti e 18.
Meneghini per Coccato, Gasparella da 3, sbaglia, si lotta a rimbalzo, buona taglia fuori, possesso per Conegliano che può andare in attacco sul -3. Non so se riusciate a sentire la mia voce, io faccio fatica perché adesso il Pala BFC è davvero una bolgia infuocata e Giuliano sente la spinta del suo pubblico e arriva fino al canestro per il 65-66 a 3-51. Avevamo detto che forse Giuliano non era in serata, probabilmente ci ha sentito e ci sta rispondendo in campo. Time out in campo per coach Dotto. Noi restiamo qui e vi invitiamo ancora una volta a votare la miglior giocatrice di questa partita. Non vogliamo assolutamente influenzare il vostro voto, ma ci sono diverse giocatrici che hanno fatto vedere delle cose davvero belle stasera. Intanto Sciacco dimenticato, che salutiamo e di cui sentivamo effettivamente la mancanza, dice MVP Francesca Marchioni. E la butta lì. Ma sono già diversi i voti che sono arrivati anche per Veronica Antonello, dobbiamo dirlo per par condicio, anche per Giuliano e per Boccalato e per Amabiglia. Adesso non vogliamo influenzarvi, quindi continuate a votare perché oggi credo che sia veramente difficile decidere chi si aggiudicherà la bottiglia di Magnum Buzz Wine, di Prosecco DOCG Buzz Wine, ma è anche difficile capire chi si aggiudicherà soprattutto questa gara. Lo ripetiamo, molto importante per Conegliano, meno per Padova, che però non è venuta sicuramente qui a regalare nulla, anzi. 3 minuti e 44, 66, 65. Padova in attacco. Meneghini per Antonello, ancora lei. Va a segnare da sotto. Canestro in secondo tempo contro la difesa coneglianese che aveva chiuso tutto sommato abbastanza bene. Adesso Boccalato spalla a canestro, prova a servire Amabiglia, infrazione di piede, l'ultima a toccare una giocatrice maglia rossa, quindi rimessa per Conegliano. Gli arbitri dicono che è da azzerare, cronometro di 14 secondi, intanto cambio in campo, rientra Giulia Biondi, gioco a 2 tra Amabiglia, Boccalato, Amabiglia, sfortunatissima, sembrava che si potesse arrampicare il suo tiro e poi Giuliano va a commettere il quarto fallo, che probabilmente c'era tutto visto da qui, anche se il pubblico di casa ovviamente si lamenta. Tra l'altro già esaurito il bonus, quindi 2 tiri liberi per Coccato, 68-65, 3-0-6 alla fine. Coccato ha la possibilità di incrementare il vantaggio di Padova, sbaglia il primo tiro libero. Dall'alto della sua esperienza di diversi anni in Serie A2 difficilmente sbaglierà il secondo, ma intanto viene fermato il gioco perché povero coach Mini Clery deve anche asciugare il parquet. Poi se mi lava anche la macchina mi fa un favore. Intanto sfrutta questo stratagemma e questo espediente per dare indicazioni alle proprie giocatrici. Diabolico coach Mini Clery. Sarà il secondo tiro libero per Coccato che lo segna, 69-65. 4 punti di vantaggio per Team Up. Ancora Giuliano che vuole andare fino in fondo, sbaglia, subisce fallo, saranno 2 tiri liberi anche per lei. Un po' di ritardo, ma questo fischio poi arriva. Si lamenta comunque ancora il pubblico
coneglianese, perché giustamente dice era l'arbitro in coda che avrebbe dovuto vedere e fischiare questo fallo, ma tant'è, l'importante è che il fallo sia stato fischiato e che Giuliano possa segnare il primo, ma magari anche il secondo tiro libero. 12 punti per lei e segna anche il secondo Sara Luna. -2 Conegliano, 2,54 alla fine della partita. Padova, attacco lato, Biondi lontanissima da canestro, completamente libera Meneghini, non vista però, rimbalzo in attacco, si chiude bene Amabiglia, poi Boccalato, Giuliano con la palla, Amabiglia, Boccalato non viene servita, Tramontin può attaccare, perde l'equilibrio, serve K dall'angolo, colpisce lo spigolo superiore del tabellone, poi Boccalato da 3 non colpisce nulla, scadono i 24 secondi, un po' di confusione in campo, purtroppo non giocata benissimo questa azione da parte di Conegliano, che segnando da 3 punti poteva andare addirittura in vantaggio. E a 2-11 rimessa per Padova, ancora gli arbitri che si consultano con il tavolo. Non è neanche facile, bisogna dire, sentire le indicazioni degli allenatori, perché il tifo stasera è rumorosissimo qui al Pala BFC, quindi capiamo anche le ragazze che siano in difficoltà nel sentire soprattutto quanto manca alla fine del tempo. Chiude il palleggio Antonello, Biondi lontanissima canestro, 6 secondi alla fine, K chiude bene su Antonello, poi Coccato, scadono, cioè suona la sirena 24, ma è in realtà rimbalzo per Colombe, poi Boccalato che sbaglia da sotto, era stata servita molto bene da Giuliano, peccato, ancora -2 per Conegliano, 1 minuto e mezzo. Sfortunata ancora una volta Conegliano, che ricordiamo Padova perso di 1 all'andata, 68-67, anche in questo caso aveva avuto la possibilità di vincere nel finale, e adesso ancora una volta come a Padova ancora Veronica Antonello a mettere tiro decisivo dai 3 punti per il 67-67, Conegliano 7-2, team up a 1 minuto e 07 dalla fine. Ripetiamo ancora una volta, Veronica Antonello freddissima con un tiro da fuori che può davvero aver deciso la partita. Time out in campo, è ultimo time out anche per noi, ma prima vi invitiamo a votare per la miglior giocatrice della gara. E siamo di nuovo qui al Pala BFC, 7-2 team up, 6-7 BFC, 1 minuto e 07 dalla fine della gara. Veronica Antonello ha ancora una volta provato a mettere le mani sulla partita con una bomba dai 3 punti che ha scavato un solco di 5 punti di vantaggio per la capolista. Adesso Conegliano in attacco con Giuliano che va direttamente a attaccare l'area. Arresto e tiro con lei, tiro veloce per i 2 punti. Conegliano a -3, 57 secondi alla fine. Pressione difensiva da parte di Conegliano. È Marton ad attaccare Meneghini in palleggio.
Adesso è ancora una volta Veronica Antonello a guadagnare un fallo e 2 tiri liberi. Si lamenta coach Minincleri, aveva cercato di aiutare, andando a fare un cambio difensivo molto aggressivo, boccalato. L'arbitro ha visto il contatto falloso, quindi 2 tiri liberi per Antonello, che quando c'è da chiudere una partita non si tira certo indietro. Segna il primo, 26 punti per lei, segna anche il secondo, suo 27esimo punto. Gli ultimi 5 sono stati veramente pesanti. 74-69, 38 alla fine. Giuliano dai 3 punti subisce il fallo di Pilli. 3 tiri liberi per Sara Luna Giuliano, che, lo dobbiamo dire, purtroppo ha grandissime qualità in campo, dal palleggio al passaggio, alla rapidità in 1 contro 1, all'aggressività difensiva. Forse l'unico suo tallone d'Achille sono proprio i tiri liberi. Cambio per coach Minincleri, mette dentro Magic Zanardo per questa azione difensiva, toglie Tramontin e intanto 3 tiri liberi per Giuliano sul 7-4-6-9. Segna il primo Sara Luna, 7-4-7-0, ripetiamo, 35 secondi e 3 decimi alla fine della gara. Gira ed esce il secondo, un po' di parabola in più direbbero gli allenatori, sfortunata anche. Segna il terzo tiro libero, 7-1-7-4, 35-3, pressione a tutto campo ovviamente di Conegliano, che va a commettere fallo, e questa è la scelta tattica probabilmente della panchina. Saranno ovviamente 2 tiri liberi per Martina Meneghini, 21 anni, segna il primo, freddissima. Segna anche il secondo, 9 punti per lei, 7-1-7-6, 30 secondi alla fine. Amabiglia non controlla questo missile, passaggio molto forte passato da Giuliano, 26 secondi e 5 decimi, più 5 per Padova. Adesso costretta a fare fallo sistematico Conegliano con Zanardo. Saranno ancora 2 tiri liberi, ancora 2 tiri liberi per Martina Meneghini. È lungo il primo, ha rischiato poi di ricadere dentro il canestro. Coach Minincleri continua a dire che ce la giochiamo ancora, però su questo rimbalzo in attacco dobbiamo poi fare fallo su Coccato. Questo era un rimbalzo da prendere. A 22 su canale alla fine aveva sbagliato entrambi i tiri liberi Martina Meneghini, però Coccato è stata davvero brava a prendere rimbalzo in attacco e andare a guadagnare il fallo di Boccalato, e quindi i 2 tiri liberi. Si discute ancora. Il tavolo dice che questo è il quinto fallo. Si lamenta Rossana Boccalato. Aspetta, non era chiaro. Adesso rischia anche di prendere una sanzione. È lungo il tiro di Coccato, Alessia Coccato. Segna il secondo, 9 punti, 7-7-7-1. Adesso ci vorrà un tiro velocissimo per Conegliano, invece prova l'assist Giuliano,
molto attenta ancora la difesa padovana. Sarà una rimessa da fondo per Conegliano, 15 secondi a 9 alla fine della partita, 6 punti da recuperare, ci vorrebbe un tiro veloce da 3 punti, un canestro veloce da 3 punti e poi subito un fallo, sbaglia Marton. Adesso 9 secondi alla fine, più 6, Padova che gestisce la palla con Antonello, finisce la partita 7-7, 7-1, Padova vince a Conegliano. Conegliano molto probabilmente, anzi sicuramente è fuori dai giochi per il secondo posto. Bisogna dire che Conegliano, dopo una partenza sicuramente sottotono, 14-24 il primo quarto, ma anche 13-0 se non sbaglio all'inizio, poi Conegliano ha saputo rientrare in partito e ha saputo di fatto giocare fino alla fine con grande energia, con grande generosità, con grande voglia. Le ragazze del BFC ci hanno provato fino alla fine. Abbiamo affrontato una squadra che ha dimostrato anche questa sera, lo ripeto, tutto il proprio valore in campo, sia dal punto di vista tattico, perché ha saputo schierarsi molto bene in difesa, ha saputo lavorare molto forte a rimbalzo, ha saputo anche lavorare molto bene contro la difesa a zona coneglianese, muovendo molto bene la palla e trovando giocatrici libere per il tiro da fuori. Quindi onore prima di tutto alle nostre avversarie, ma onore anche alle ragazze di casa, ripeto, che ci hanno provato fino alla fine. Adesso andremo a conteggiare gli ultimi voti per l'MVP, che andremo poi a premiare in campo. Qualche minuto di pausa. Vai di là. Lei in centro. Ed eccoci qui con l'MVB di questa partita. Ancora una volta i nostri telespettatori hanno premiato Veronica Antonello. Veronica, allora, prima di tutto evidentemente ti è piaciuto il Bazzo Wine, perché eri già stata premiata l'anno scorso e hai fatto di tutto, direi, soprattutto nel finale, per garantirti questa bottiglia. Assolutamente, anche perché a tutta la squadra è piaciuta, quindi ho pensato bene di replicare. Ecco, quindi ci fa molto piacere che condividerai questa magnum con le tue compagne, anche perché noi supportiamo, e con i tifosi soprattutto, che salutiamo ancora una volta, tifosi correttissimi e simpaticissimi. Dicevamo appunto, noi comunque sosteniamo il bere consapevole, quindi non te la bere da sola, ma dividi questa bottiglia. Allora, parlando più seriamente, questa sera Conegliano
ci ha provato in tutti i modi, ma voi siete partite fortissimo, poi in qualche modo, ma anche come succede normalmente, vi siete magari un po' rilassate. Conegliano ci ha creduto fino alla fine, ma mi sento di dire che ancora una volta avete dimostrato la vostra superiorità tecnica e tattica in campo. Innanzitutto grazie mille e faccio complimenti a Conegliano perché davvero si è dimostrata una squadra capace di tenere 40 minuti e soprattutto di testa, perché dopo una partenza del genere dove noi abbiamo segnato qualsiasi cosa e loro non è entrato neanche un tiro, sono state davvero molto brave a tornare in partita. E gli auguro il meglio, speriamo di rivederci presto in campo e davvero anche per il continuo della stagione. Benissimo, allora intanto siamo noi a ringraziare per i complimenti e noi soprattutto a farvi in bocca al lupo, perché adesso vi aspetta la fase, diciamo così, più interessante della stagione. Andrete a giocare con la prima classificata, la seconda classificata della campagna, che non si sa ancora se sia Potenza o Catanzaro, giusto? Quindi assolutamente in bocca al lupo, non dico niente, ma ovviamente mi sembra che vi stiate allenando bene, che continuiate a essere bene sul pezzo e quindi abbiate tutto il nostro in bocca al lupo, ecco. Grazie. Credo anche dei tifosi di Conegliano. Evviva il lupo. Grazie. Bene, noi vi diamo appuntamento comunque a sabato prossimo 18:45, sempre qui al Pala BFC per l'ultima partita di questo 24-25 contro Cussignaco. Ciao a tutti e arrivederci.